E buongiorno, 6 gennaio, Epifania, io devo andare a lavorare, come vi ho già detto. Mi sono preparata, mi sono messa questa Dolce Vita, questa l'ho presa da Shein. L'ho presa di questo colore che è un blu non so definirlo, e poi ne ho presa una nera e devo dirvi che mi piace. Mi piace. Adesso lo specchio è sporco, però vi faccio vedere come sono vestita. Quindi Dolce Vita, che è così, è morbidissima, cioè è di una morbidezza, wow. È un po' corta, però io la metto dentro i pantaloni, quindi. Questi pantaloni mi erano piccoli, facevano fatica a passarmi su qua, anzi quasi non passavano praticamente, invece adesso sono perfino larghi, grandi proprio, e sì, sono larghi. Questo dimostra che sono effettivamente dimagrita, sgonfiata. Ho perso 2 kg, non ho perso chissà quanto, però effettivamente un po' di peso l'ho perso. Ah, la stufetta va da Dio. Questa si scalda. Eh sì. No, comunque effettivamente il cambio alimentazione mi ha aiutata molto in questo senso. La pancia è meno gonfia, poi dipende da quello che mangio, perché si sa, però è meno gonfia e l'unica cosa è che saranno 2 settimane così che ho mal di pancia sempre, ma forse anche l'intestino che deve abituarsi o forse un po' di virus, non lo so, che mi dura da 2 settimane, potrebbe anche essere. Comunque sono soddisfatta perché sono riuscita, cioè diciamo che ha senso avere questa alimentazione. Vabbè, niente, adesso sono in anticipo, però siccome fuori c'è la neve, devo andare via prima assolutamente. Non so neanche se riuscirò ad andare via di casa, quindi adesso devo uscire, andare a vedere, che mi sa che mi metto un'altra maglia però, che ho freddo. Devo andare a vedere quanta neve c'è e se è il caso di muovermi con la macchina o di chiamare Franz, perché io con la macchinina piccola non è che, cioè finché c'è neve come ieri sera è un conto, ma quando ne fa un po' di più è difficoltoso muoversi, bisognerebbe montare le catene, io non sono neanche ancora capace, quindi. Cioè io non sono capace, io mi sono sempre mossa senza, per chi è nuovo su questo canale, io non ho mai messo le catene, mi sono sempre mossa senza. Sì, quindi niente, adesso vado a vedere la situazione di fuori. Prima mi metto un'altra maglia però, perché davvero ho freddo. Cioè, non ho caldo. Cioè, devo mettere anche questa qui del lavoro, però preferisco metterne un'altra ancora. Di solito vado sempre con Dolce Vita, maglia del lavoro e giacca. A strati. Bisogna vestirsi a strati. Ah, che prurito al naso. Va bene, dai. Ci sentiamo, cioè vi faccio vedere la neve dopo. Adesso mi vesto intanto. Sì, perché fa freddo. E devo anche fare colazione, non so se ci riuscirò. Sinceramente, vista la situazione di fuori, mi sa che non riuscirò neanche a fare colazione. Il telefono del lavoro è scarico. È che ragazzi, io. Ah no, 10%, io timbro con questo, quindi. No, riesco a timbrare. Se no devo fare tutte le corse per arrivare in ufficio e metterlo in carica per timbrare. Mamma mia. Ci vediamo dopo. Ciao Peppe, sono tornata. Due unghiette. Ciao Kitty. Ciao piccolo Kitty. Ecco. Ecco, stamattina vi avevo detto vi faccio vedere la neve. Sì, certo, mi sono completamente dimenticata. Perché poi, andando verso il lavoro, per fortuna ero partita alle 7:30, ho detto mezz'ora dovrei riuscire ad arrivare al lavoro. Ho timbrato giusta alle 7:59. Ho trovato un incidente. Cioè, no, veramente. Era da stare a casa oggi. Ma io lo sapevo, sarebbe andata così. Comunque, dai. Pepe, ciao. Hai visto la neve? Che schifo. Adesso, tra l'altro, è sciroccosa, quindi è acqua.
è acqua pura, l'ho tolta dalla terrazza, ma era acqua pura, cioè, pesa un casino, uno schifo, uno schifo. Cioè non è neve bella soffice, allora quella la accetti anche, ma questa neve qua fa proprio schifo. Cioè a uscire dall'ingresso del lavoro, la macchina andava giù da sola. Andava giù da sola. C'era tutto uno strato di ghiaccio sotto. Vabbè, fortuna che si è fermata prima della statale. E bonga! E non è successo niente, però, per dirvi, la macchina andava da sola. E 8 gennaio, lunedì, c'è il sole. È tutto bianco, ma c'è il sole. Vabbè, allora, adesso devo pulire casa perché il divano già stamattina ho visto che era incasinato. C'è un po' di sabbietta varia ed eventuale, ma vabbè, dai. No, c'è tanto sporco rispetto al solito, Dovrò cambiare, cioè, anzi, dovrei cambiare anche la tela in realtà, perché ormai è ora. Però questa è più comoda da pulire rispetto all'altra, quella con, beh, vabbè, insomma, un'altra che volevo mettere. Questa qua è un po' più comoda perché è liscia e i peli non si attaccano proprio tanto. Va bene, comunque adesso ho le mie cosine da fare, ho da pulire anche la fornella perché sono indietro. Però ho caffè latte, pochissimo ne ho avanzato. Mi scaldo questo e poi penso a cosa fare da mangiare. Io comunque la dieta l'ho ripresa, insomma. Non l'ho mai sospesa in realtà, tranne il giorno di Natale, il mio giorno, il primo dell'anno, il giorno del compleanno, ma se no in realtà, e la sera del 5, ma se no in realtà io non l'ho mai fermata, insomma. Alla fine queste feste non mi hanno dato problemi in termini di alimentazione, un po' di mal di pancia, sì, però è andata bene perché, ragazzi, peso. Allora, ero arrivata in agosto 2023, ero arrivata praticamente a 65 kg. E adesso, ieri mattina, pesavo 61 e qualcosa. 61 e non mi ricordo. Comunque ho tutto tracciato perché ho la bilancia quella con il Bluetooth. E ho visto che è migliorato anche il BMI. Quindi vuol dire che sono sulla strada giusta e sono contenta, vuol dire che sta funzionando effettivamente. E se facessi sport sarebbe ancora meglio. Sì, perché sto iniziando a vedere che la ciccia è proprio un po' più molla, quindi dovrei fare sport. Abbiate pazienza che vado avanti e indietro, ma io quando sono in attesa di qualcosa vado avanti e indietro come una scema. Ok, adesso spolvero e pulisco casa. Oggi sarebbe un pomeriggio da drone. Il problema è che devo ancora aggiornarlo, devo ancora riguardarmi un po' il regolamento adesso da gennaio in poi, anche se io non dovrei avere problemi col mio, però devo un attimo riguardarmi un po' tutto. Vero Pepe? E allora è meglio non volare finché non si è sicuri. So che ci sono tante persone che usano il drone come niente fosse. In realtà io ho, cioè nel senso il pensiero ce l'ho. Io sono tranquilla perché so di essere in regola. So che c'è tanta gente che non lo è e vola ovunque. Io ci avrei l'ansia. Per come sono io avrei un'ansia incredibile. Perché poi qui c'è la forestale che gira, cioè volendo ti possono fermare in qualsiasi momento. Non è tanto da giocarci su e neanche da scherzarci perché sono, cioè, poi è penale, quindi no ragazzi, non scherzate su queste cose, ci sono giovani che mi guardano, non scherzate su queste cose. Vabbè, sistemo la casa che è quasi ora, anzi, è ora passata visto che sono le 2. Ciao!